Nel silenzio della laguna, la magia di una chiesa romanica solenne e solitaria, dalla storia antica. Parlare di Torcello significa tornare ai tempi dei Romani, che popolavano e presidiavano la costa veneta con grandi città come Altino e Aquileia, quando Torcello era un porto importante, dove confluivano le merci dal mondo ellenico e dal nord Europa per gli scambi commerciali, e Venezia ancora non esisteva. Poi, al tempo delle invasioni barbariche, le popolazioni della costa trovarono rifugio nelle isole della laguna, in primis a Torcello, che era già una città, e a questo punto la sua storia si intreccia con quella di Venezia ai confini tra mito e storia. Entrambe prosperarono rapidamente, seguendo vicende diverse. La data certa della fondazione della chiesa dedicata a Santa Maria Assunta è il 639. Contenuta in una iscrizione lapidea posta accanto all'altare maggiore, considerata il più antico documento storico veneziano. Erano i tempi dell'imperatore Eraclio. Altino era stata conquistata dai Longobardi e molti abitanti erano fuggiti a Torcello, perché isola prospera e sicura. Ma, a partire dal secolo XV, l'isola iniziò una lenta e inarrestabile decadenza, a causa un interramento che ostruì le bocche portuali e favorì l'avanzamento dei sedimenti portati dai fiumi d'Esessile. Arrivò anche l'impaludamento e il conseguente flagello della malaria. Infine alcune furiose mareggiate spazzarono via isole, Amiana e Barene, modificando il regime delle acque lagunari. Palazzi, chiese, conventi, case e ville furono spazzati via e abbandonati. La gente scappò altrove da un luogo ormai invivibile e malsano. Rimase miracolosamente in piedi il meraviglioso centro storico con le chiese, che oggi vediamo ammirati. La facciata romanica è scandita dalle leggere lesene, contenenti delle strette aperture, che si concludono nella serie di archetti posti sotto il coronamento a capanna, ed è preceduta da un ampio porticato prima dell'ingresso. Anticamente era affiancata da un battistero, di cui ancora si vedono le fondazioni. Ha una struttura basilicale a 3 navate, con altrettante absidi, affiancate dal maestoso alto campanile. Subì 2 grandi restauri nell'Alto Medioevo, il primo nell'864 e il secondo nel 1008 ad opera del vescovo Orso Orseolo, che la volle più grande e più ricca. Tra l'XI e il XII secolo la basilica assunse la sua definitiva configurazione unitaria. L'interno, semplice e pur solenne, è impreziosito dagli splendidi marmi e dall'oro dei mosaici di ottima fattura e dalla pavimentazione del secolo XI, con ricercati motivi geometrici, interrotta nella navata centrale dalla pietra tombale del vescovo Paolo d'Altino. Il soffitto ligneo, ad accavallature scoperte, è rimasto forse quello originario. Il coro del presbiterio è del secolo XI, ma fu poi rimaneggiato. L'iconostasi è sorretta da 6 colonne, su cui poggia una serie di tavole dipinte di scuola veneziana del secolo XV con la Vergine e i 12 Apostoli. Sopra c'è un bel crocifisso ligneo. Ai lati dell'ingresso del coro, tra le colonne, ci sono 4 magnifici plutei marmorei con figure di pavoni, uccelli e leoni fra volute e racemi, opera di squisita fattura bizantina del secolo XI. L'altare maggiore è stato ricomposto nel 1929 con il materiale originario. La mensa è sorretta da 4 colonnine angolari e un pilastrino centrale. Sotto l'altare, un sarcofago romano che conteneva le spoglie di Sant'Eliodoro, qui traslato nel 635. Il catino dell'abside e l'arco trionfale sono ricoperti di antichissimi mosaici. Nell'abside la Vergine col Bambino del XIII secolo e in basso la corona dei 12 Apostoli. Nell'arco, l'Annunciazione. Nell'abside di destra i mosaici si distinguono per la raffinatezza della fattura e la luminosità, che ancora conservano, nell'abside, un prezioso Cristo, Pantocratore tra gli arcangeli Gabriele e Michele, contornato nell'ordine inferiore dalle figure dei santi Agostino, Ambrogio, Martino e Gregorio. L'opera musiva che più colpisce per bellezza e grandiosità è il grande mosaico sopra il portale d'ingresso con l'apoteosi di Cristo e il giudizio universale, di scuola veneto-bizantina del XII secolo. La composizione si articola su 6 fasce.
Le prime due in alto sono le più recenti perché lavorate per ultime dai mosaicisti agli inizi del XIII secolo e raffigurano la crocifissione di Gesù e la discesa agli inferi. Le 4 fasce sottostanti, della seconda metà del secolo XII, descrivono il giudizio universale. In alto è la scena della crocifissione. Gesù è morente e perde sangue dalle ferite delle mani, dei piedi e del costato. Ai lati sono la Madre Maria e il giovane apostolo Giovanni. La croce è piantata sull'altura del Golgota, un piccolo teschio ne ricorda l'etimologia. La discesa di Gesù agli inferi è l'anastasis nel significato orientale della risurrezione. Gesù scende al limbo dei padri per liberare le anime dei giusti del Vecchio Testamento. Con la croce in mano schianta le porte dell'inferno. Prende poi per mano Adamo ed Eva, i progenitori. Seguono i 2 re, Davide e Salomone. A destra vediamo Giovanni Battista seguito dai profeti, i 4 maggiori, Isaia, Geremia, Ezechiele e Daniele, e i 12 minori. Sui lati gli arcangeli Michele e Gabriele. Cristo giudice mostra i fori dei chiodi sulle mani e sui piedi tra la Madre Maria e Giovanni Battista nel ruolo degli intercessori. Al loro fianco in piedi sono 2 angeli del coro delle dominazioni. I 12 apostoli siedono su un lungo divano a formare la giuria, la corte del tribunale celeste. La croce, accompagnata dai simboli della passione, la lancia che squarciò il costato di Gesù, la spugna imbevuta di fiele sulla punta della canna, la corona di spine. 2 serafini custodiscono la croce e 2 principati l'etimasia. Sull'altare è il libro della vita, il trono è vuoto, in attesa del Re dell'universo. Adamo ed Eva, simboli di tutte le genti, attendono in ginocchio in adorazione spaventata. Gli angeli tubicini suonano le trombe per svegliare i morti. I risorti escono dalle tombe, ancora avvolti nelle bende e nei sudari. Le vittime divorate dalle bestie feroci rispuntano per incanto dalle gole dei predatori. Il leone, l'elefante, la iena, il leopardo, il lupo, il grifone alato e una coppia di corvi neri. Riemergono dalle acque anche i morti annegati. Il mare è simboleggiato da una donna che stringe il corno dei venti e delle tempeste, appollaiata sul dorso di un mostro marino. Dati intorno, tra le onde, squali e pesci di tutte le fogge e colori restituiscono i poveri resti delle vittime dei naufragi. L'arcangelo Michele pesa le anime. Demoni bluastri, violacei e cornuti cercano con i loro spiedi di far pendere la bilancia in modo a loro favorevole, gettando nei piatti i peccati che hanno trasportato nei loro sacchi a otre. Le schiere osannanti dei beati inneggiano a Cristo, ecclesiastici, martiri, monaci e donne sante. Nel primo gruppo potrebbe individuarsi San Gregorio di Nazianzo e San Basilio. Il gruppo dei martiri comprende i santi Teodoro, Giorgio, Demetrio e Procopio. Il terzo gruppo è costituito da monaci basiliani e comprende Sant'Eutimio, Sant'Antonio Abate e San Saba. Poi delle donne, con Maria Egiziaca Penitente, una monaca e Caterina d'Alessandria. Il fiume di fuoco sgorga ai piedi del Cristo e va ad alimentare l'antro dell'inferno. 2 angeli spingono i dannati con lunghe pertiche nel fuoco punitore. Lucifero, re dell'Ade, siede sul mostro biblico del Leviatano, portando in grembo l'Anticristo. Intorno a Lucifero vediamo tra le fiamme i superbi politici ed eresiarchi. Tra essi potrebbero riconoscersi Costantino, Copronimo l'iconoclasta, gli eretici Nestorio, Eutiche e il patriarca di Costantinopoli Sergio, la basilissa Eudossia. I dannati patiscono le pene infernali del fuoco, delle tenebre, del gelo e dei serpenti. I 6 scomparti inferi descrivono le pene e la condizione dei dannati. I lussuriosi ardono tra le fiamme, i golosi ingordi sono costretti a mordersi le mani, gli iracondi calmano i bollenti spiriti immersi in acque gelide. Gli invidiosi sono ridotti a teschi popolati di velenosi serpentelli, gli avari galleggiano sul fuoco con le teste mozze e gli accidiosi sono ridotti a scheletri in frantumi. Il giardino fiorito e alberato del paradiso. L'angelo indica alle anime degli eletti la porta custodita da San Pietro Clavigero e da un cherubino. All'interno del giardino si riconoscono il buon ladrone con la croce, la madre di Gesù, la schiera dei santi innocenti e il patriarca Abramo con Lazzaro nel grembo.